In merito all'emergenza idrogeologica in provincia di Agrigento, relativamente agli interventi effettuati, interviene oggi il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola. Per l'architetto Lamendola il recente allagamento di Licata non è da attribuire all'esondazione dei corsi d'acqua che lambiscono il centro urbano, ma al fatto che parte della città è stata realizzata a quote troppo basse rispetto al livello del mare, a cui si aggiunge anche un'evidente insufficienza del sistema di smaltimento delle acque bianche. Ciò determina una particolare attenzione del governo regionale nei confronti del territorio licatese, che si concretizza con un numero notevole di interventi a tutela della pubblica incolumità. Per l'architetto Lamendola, in occasione delle ultime piogge torrenziali, abbiamo rilevato una buona risposta del reticolo idrografico agrigentino, soprattutto in corrispondenza dei corsi d'acqua, che sono stati oggetto di recenti lavori di pulizia dell'alveo eseguiti dal nostro ufficio. In particolare ha tenuto bene il fiume Salso, così come anche il fiume Acragas, che l'anno scorso era stato oggetto di una pericolosa esondazione che aveva coinvolto una parte del centro abitato del villaggio Peruzzo con notevoli rischi per la pubblica incolumità. Hanno retto bene anche i corsi d'acqua oggetto di recenti lavori eseguiti dal Genio Civile di Agrigento, come i torrenti Mandrarossa, Menfi, Candarella, Comitini, Sparacia, Cammarata, Ciavolaro, Gangemi e Caltabellotta nel territorio di Ribera, San Marco a Sciacca, i corsi d'acqua in cui i lavori di reggimentazione idraulica sono ancora in corso, come i torrenti Mollarella di Licata, Cavarretto di Menfi e Palma di Montechiaro a Palma. Sebbene la materia non sia più di competenza del Genio Civile, continua Lamendola, al di là degli interventi di somma urgenza in corso di esecuzione, l'ufficio ha messo a disposizione delle istituzioni competenti la professionalità dei propri dipendenti, redigendo una serie di progetti di manutenzione del reticolo idrografico provinciale da eseguire in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di esondazioni che durante lo scorso inverno sono state devastanti per il territorio provinciale. In particolare negli ultimi mesi è stato redatto il progetto in 5 lotti per la pulizia dell'alveo del fiume Verdura, per il quale attendiamo la concessione delle deroghe necessarie per l'esecuzione immediata dei lavori. Sono stati inoltre redatti, continua Lamendola, una serie di progetti per la pulizia dei corsi d'acqua che attraversano il territorio provinciale per un importo complessivo di 9 milioni di euro. Buona parte di questi sono già stati appaltati e saranno avviati i lavori non appena saranno espletate alcune formalità da parte del soggetto finanziatore dei lavori. Siamo ben consapevoli, conclude l'ingegnere capo Rino Lamendola, che questi interventi di importo modesto, seppure indispensabili per scongiurare rischi puntuali per la pubblica incolumità, non siano del tutto risolutivi delle criticità di un sistema idrografico che avrebbe bisogno di una manutenzione ordinaria costante, per la quale sarebbero necessarie ingenti risorse economiche, ma siamo comunque orgogliosi di offrire il nostro contributo tecnico entro i limiti delle risorse disponibili alle autorità competenti di demanio fluviale.